Via. Amici, oggi puntata Sì. speciale. Sì, Ma sì. cosa fai con la maschera al tubo? Visto che oggi parliamo di cambiamento climatico, innalzamento del livello dei mari e il futuro di Venezia, ho cercato di essere previdente. Dai, toglila. E invece, Prima di cominciare, c'è una diatriba, una querelle da risolvere tra tutti i gondolieri di Venezia. Perché ci sono varie versioni da stazio a stazio, cioè da posto dove ci sono i gondolieri che partono, sulle posizioni. Le posizioni della forcola. Oliver, quante sono le posizioni? Allora, per essere precisi, sono 7 le Sette. posizioni. 7, dice 7. Vediamo. Che vi faccio vedere quali sono. Sono. La prima è qui sotto, dove si avvia la gondola. Ok. È la prima, La la prima. seconda, in caso di necessità, si va in sanca con il remo. In sanca, si va in sanca. È il morso. Il morso, la È il terza. morso. Le altre 4 sono freno la gondola, metto il remo davanti alla forcola per far girare la gondola. Ecco, non riesco a Lo ripeterla. rimetto in sanca, La usando rimetto in sanca. prima il nasello, che è la sesta posizione, Il nasello. la sanca è la settima posizione. Pensate che io pensavo che il nasello fosse un pesce, invece la Bene, piattezza- adesso lanciamo la sfida ai prossimi gondolieri per risolvere definitivamente la questione, ma è ora di iniziare. Sì. Amici, siamo nella città più bella del mondo. a bordo di un mezzo di trasporto unico al mondo. Noi siamo Carlo e Giorgio e oggi ospitiamo una persona speciale. Sì. Lui è tedesco, laureato in oceanografia e fisica. Pensa, 2 lauree e noi altri in non ne femo mesa. Ma davvero? Dirigente e ricercatore dell'Istituto di Scienze Marine dell'Arsenale di Venezia. Ok, siete curiosi di scoprire chi monta in gondola con noi oggi? Sigla! Amici, buonasera, benvenuti, siamo in Canal Grande, abbiamo appena superato l'H d'Oro dietro di noi. E con questo meraviglioso scenario oggi diamo il benvenuto e siamo orgogliosi di dire che oggi monta in gondola con noi Sì, ed è proprio con noi. perché proprio- oggi per la prima volta abbiamo davvero l'ospite in gondola. Sì, proprio in carne e ossa, cioè in carne viva, come il professor Georg Ungisser. Mi si scusi se non l'ho pronunciato giusto, lo l'ha detto pronuncio lei. perfettamente. Oh. Buonasera Georg, Buonasera. benvenuto a Chi monta in gondola. E benvenuto anzi nel nostro salotto galleggiante. Oh. Noi abbiamo cominciato a darle del lei, possiamo darci del tu. Certo, Oh, certo. certamente. Benissimo. Beh, allora, dovete bene. sapere amici che col professore ci siamo incontrati qualche tempo fa, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata a distanza. e esatto. subito ci siamo detti allora alla prima occasione dobbiamo vederci dal vivo col professore per rifare questa chiacchierata e condividerla insieme a voi perché è stata talmente interessante che c'è bisogno e è il caso di parlare di questi argomenti e di farli conoscere anche a voi. E dice quale migliore occasione di parlarne proprio qui. E parliamo di acqua, di innalzamento del livello dell'acqa, cambiamento proprio sull'acqua, parlarne proprio sull'acqua. Sua, come si dice. E allora, caro Georg, pronunciami tu Ungisser va bene. Giusto. Tu, per farti conoscere un po' da casa, se vuoi guardare qua ogni tanto, Certo. anche noi. Ecco, tu vivi a Venezia da tanto tempo? 37 anni. 37, non ero ancora nato. Ma senti, tu sei venuto qua a Venezia per i tuoi studi? È Venezia che ha scelto te? Tu hai scelto Venezia? Io ho scelto Venezia per amore. Ecco, Cioè. infatti la seconda domanda era... Ma anche per lo studio. Ok. Ma anche per- Ma è stata passione, quindi subito. Sì. Senti, e qual è stato il primo ricordo, la prima impressione di Venezia? Freddo, un inverno tremendo. Una giornata di novembre, roba, sì. nebbia caída, La nebbia, miseria. sì, tremendo. Sì, Però ecco Venezia questo. è sempre bella. Dopo
dopo il carnevale è andato tutto... A febbraio, quindi. Sì, sì, sì. Allora, Georg, spieghiamo al pubblico a casa, tu ti occupi di... Io sono oceanografo e mi occupo di cambiamento climatico, mi occupo di previsione della marea, dell'acqua alta. Lavoro insieme al Comune di Venezia, ISPRA, per fare proprio i modelli, per poter calcolare, per prevedere quello che succede. Non sempre siamo in grado, infatti il 12 novembre di 2019 purtroppo non è che abbiamo azzeccato troppo bene. Giusto. Comunque quello è il mio lavoro. Certo. E quindi parlando di Venezia, di innalzamento dei mari, di cambiamento climatico, noi siamo qui per chiedere al nostro professore che dice, visto che quest'anno si festeggiano i 1600 anni di questa città, Ecco. Professore, secondo lei arriveremo a vivere altri 1600 anni in questa città? Chiediamoci, riusciamo a vivere ancora 100 anni, ecco, casomai. Sì. No. E insomma, tradotto in dialetto, poi lo traduciamo, professor Georg, andiamo a fondi o no? Ecco, cioè andiamo sotto. Dipende cosa succederà, insomma adesso... Le do un gancio. Il Mose, diciamolo, il Mose funziona. Il Mose funziona. Ho detto Adesso che funziona, il Mose funziona. per il benissimo. momento. Sì, vediamo, speriamo che funzioni anche molto più in Nel là. futuro. 5 anni, 10 anni, 20 anni, sai. Infatti, quando si parla di cambiamento climatico è un po' difficile parlarne perché è un qualche cosa che non si vede. Sì. Certo. È vero, giusto? No, Io vi porto al Lido, vi faccio vedere il livello, l'anno dopo vi porto di nuovo, uguale. E allora, tra l'altro, durante il tragitto, se lei vede tu, perché abbiamo detto che diamo del tu. se tu vedi qualche palazzo, qualche elemento che possa aiutarci a capire meglio, A dare uno spunto per spiegare qualcosa. Certo. Dicelo pure. Certo, ok? certo. Dicevamo appunto del fatto che non si vede, questo è una cosa che non si percepisce. Io non posso fare vedere al comune mortale che cosa è il cambiamento climatico, cosa è l'innalzamento dei livelli, ma in un'altra maniera lo posso fare vedere. Per esempio, quando abbiamo visto che nel 2019-2020 abbiamo avuto queste acque alte eccezionali, 6 acque alte eccezionali, mentre nei primi 150 anni in cui abbiamo misure abbiamo avuto 18 acque alte eccezionali. Perciò vediamo che la frequenza di queste acque alte Infatti, aumenta. ricordando un po' il nostro discorso insieme, dice il Mose funziona, però già siamo andati oltre le previsioni di chiusura che erano state ipotizzate. Certo. Anni fa. E andremo sempre di più oltre, diciamo, questa previsione. Se va avanti così il cambiamento climatico, noi dovremmo essere in grado di chiudere 300-400 volte all'anno. 300-400 Una volta al giorno di Una media. volta al giorno. Una volta al giorno di media. È chiaro. E questo non è una cosa pessimistica, questa è una previsione, diciamo, che gli scienziati ormai dicono che si avverrà 50 centimetri fino al 2100. Perché, ma spieghiamo un attimo, perché non è semplicemente però solo che è l'innalzamento dell'acqua, il livello dell'acqua che va su, è anche Venezia che comunque contemporaneamente è anche sprofonda. Abbiamo due cose, abbiamo la subsidenza, cioè il fatto che andiamo giù, abbiamo due tipi di subsidenza, quella geologica che c'è sempre stata e poi abbiamo quella antropogenica, quella dell'uomo, quella fatta dall'uomo, in cui negli anni 30, 40, 50 hanno estratto dell'acqua dalle falde e Venezia è andata giù. Esattamente quello di cui si parla adesso, che hanno paura che le estrazioni, le trivelazioni in Adriatico fanno abbassare il livello del terreno attorno. No? Esattamente la stessa cosa. Anche a Venezia è successo. Abbiamo perso 12 centimetri. In quanti anni? In 20-30 anni. Adesso 12 centimetri sembra poco. E quindi tu facevi una previsione rispetto ai prossimi 50 anni, se non ho capito prossimi male. 80 anni, fino al 2100. Sì. Fino al 2100, Sì. ecco, una previsione di un innalzamento di 50 centimetri. Sì. Questo è quello che diciamo è il numero più accreditato. Allora, facciamo un passo indietro un attimo. Innanzitutto queste rilevazioni sono state fatte ufficialmente dal 1890 1870, a 70, sì, qualche perché cosa. alla punta della salute c'è proprio Esiste il mariografo. Il mariografo Che è un però- punto di riferimento, spieghiamo un attimo. Sì.
ma è un punto di riferimento perché da lì abbiamo una delle serie più lunghe d'Italia di misure della marea. Che però è andato già giù. E allora, noi chiaramente, cioè, a un certo punto si è stabilito lo zero, no? Si è stabilito lo zero, che era nel 1890, lo zero era lo zero, vuol dire che la marea oscillava attorno allo zero, adesso oscilla attorno ai 32 centimetri. Vuol dire che Venezia è andato giù e l'acqua si è alzato in maniera che adesso abbiamo perso 32 centimetri. Lo zero è spostato, quindi. Lo zero adesso è spostato. Sì. E questo che cosa vuol dire? In pratica, Vuol dire che un'acqua alta, cioè una marea che una volta non era un'acqua alta perché arrivava a 80 centimetri, adesso arriva a 1,10 m e a quel punto abbiamo acqua alta. allora, ritirando un attimo, ci sono questioni, tu, perché dopo lo so, però dopo se quella reverenza... Ecco qua la fondamento siamo dei Matteo turchi. inquadra il Siamo al fondaco dei sì. turchi, Sì. e qui Georg può farci un esempio di cosa vuol dire. No, vedete che qua c'è tutta la prima parte coperta dalle alghe. Quadra sotto. Tutto coperto dalle alghe. E questo vuol dire che normalmente costantemente c'è sempre sotto. acqua sopra. Adesso abbiamo marea bassa, perciò non c'è acqua sopra, ma normalmente c'è acqua sopra. Ma ecco, magari una cosa che mi sono sempre chiesto, ci siamo sempre chiesti vedendo questo, cioè, ma tipo, di che anno è questo palazzo? Ma io credo del 300, 300-400. Diciamo sì. nel 500, cioè, com'era realmente? Cioè, E lì si attraccava dove ci sono le scale, né? Perché là era troppo alto ancora. Sì. Okay. Quindi si facevano degli scalini per si facevano degli scalini o avevano, non so, qualche cosa fuori, tipo un attracco fuori probabilmente. E mentre questa che sembra una terrazza, adesso si vede perché c'è l'acqua bassa, Sì. adesso non è più fruibile. Una volta era una terrazza, adesso non si può più andare perché... Sì. Va bene, allora, tornando un attimo a noi, ci spiegate al tempo che ci sono delle questioni che sono relative alla città, di cui possiamo parlare e tutto sommato, volendo, possiamo anche decidere, il moto ondoso, il Mose stesso, la regolazione della laguna, aprire, come, chiudere. la perdita dei sedimenti, l'inquinamento, certo. Certo. Le grandi navi pure. Anche tutto piano, piano. quasi tutto è ma no, fra le nostre mani. Certamente, possiamo essere a favore o contrari, ma dipende da noi. Sì. L'innalzamento invece del livello del mare e il cambiamento climatico. Non possiamo farci niente se non tutti quanti insieme. O agiamo come la popolazione mondiale o altrimenti non abbiamo chance. E in questo senso qua, allora, ecco che è più difficile ancora far passare questo messaggio, perché è meno visibile. Certo. E a questo punto tu dici, ma se non si può bloccare in qualche modo, perché non dipende solo da noi, sono tanti meccanismi, perlomeno lasciamo il mare fuori dalla laguna. E quindi qui ecco la cosa. Questa è una questione veramente pesante. Perché ci sono due possibilità. Esatto, ovvero la chiusura. No, che lo dica lui. Lo dica lui. Allora, scusa, cosa fare con questa laguna? Cosa si può fare con questa laguna? Allora, diciamo, cosa si può fare con questa città? Con questa città. Perché distinguiamo laguna e città. Noi vogliamo salvare che cosa? Bravissimo, questa è la domanda che volevo farti, perché avevamo parlato tempo fa. Bisogna decidere, vogliamo salvare Venezia o vogliamo salvare la laguna di Venezia? Giusto? Sì. Ok. La laguna di Venezia è bellissima, è stupenda, ma non è l'unica laguna. Venezia è l'unica, non c'è un'altra Venezia in giro. Allora, secondo me, bisogna salvare Venezia. Allora, a questo punto abbiamo due possibilità: o rialziamo Venezia, e questo è possibile, come l'abbiamo fatta abbassare, estraendo dell'acqua, noi possiamo anche immettere dell'acqua e rialzarla fino a 30, 35, 40 centimetri. Ecco, questa cosa che sembra passare via velocemente, di prendere e alzare Venezia, in realtà Georg ce l'ha spiegata bene, sul fatto di come
fare delle infiltrazioni di acqua ad un livello molto profondo. Molto profondo, in maniera che si pompa acqua salata. Continuamente si pompa acqua salata e così si riesce a rialzare. Sono geologi che hanno elaborato questa idea, ma io la trovo molto, molto utile. Addirittura ricordandoci, perché se ricordiamo anche, vabbè, dice, potremmo decidere anche, funzionando la cosa, anche quanto innalzarla. Sì. Diciamo che fino a un massimo. Fino al massimo. Anche Anche perché più la innalziamo o in proporzione a quanto la innalziamo, più guadagniamo tempo. Esattamente. No? Se noi pensiamo che noi riusciamo ad alzarlo di 30 centimetri Venezia, torniamo indietro di 150 anni. No? Quei 30 centimetri che abbiamo perso, ma senti, ma anche noi poi torniamo indietro. Sarà un po' più complicato, caro mio. No, è importante questo perché ci dicevi che, cioè, se noi guadagniamo 120-150 anni, ovviamente la tecnologia si svilupperà talmente che magari sarà possibile. Verso il passato abbiamo guadagnato 150 anni, sì, nel futuro non li guadagniamo i 150 anni, guadagniamo 30-40 anni magari. Esatto, però confidiamo nella tecnologia, nel progresso affinché si possa inventare qualcos'altro. E magari sì, guadagniamo tempo e magari qualcos'altro viene fuori dopo. Certo. Esatto. Allora, amici che ci avete ascoltato fino adesso, se non siete già sconvolti, perché è sconvolto sta roba. E non è tutto, aspetta, non siamo ancora arrivati. Questa è la prima, cioè pompiamo acqua salata a 750 metri e facciamo alzare Venezia fino a 30 centimetri. Questa è la prima. La seconda però proposta, che anche questa... E allora, intanto devo subito dire, perché altrimenti mi vogliono male, cioè non la voglio fare io questa proposta, ma ammettiamo che adesso il livello dell'acqua è più alto di 50 centimetri. Cosa significa? Invece di 32 centimetri abbiamo 82 centimetri di media. 82 centimetri parti di San Marco, della piazza di San Marco, sono sott'acqua. E dopo ci mettiamo sopra la marea normale, più o meno 50 centimetri, cioè ogni volta che abbiamo una marea di Sigizia abbiamo 130 centimetri. Spieghiamo cos'è la marea di Sigizia, perché abbiamo le maree, la quadratura che è diciamo le oscillazioni sono un po' più contenute e la marea di Sigizia sono quelle più alte, cioè in pratica più o meno 50 cm. Insomma, comunque la seconda soluzione sarebbe quella, ahimè. E a questo punto che cosa ci rimane? Cioè, il Mose non ce la può più fare, non può più farcela, e a quel punto bisogna pensare a chiudere. Scusa, avete sentito bene? La seconda bomba che lanciamo è la possibilità di chiudere la laguna. Guarda qua, perché guarda qualche altra parte. Perché ce l'hai raccontata tu, adesso ce l'hai raccontata. Però che cosa comporta chiudere la laguna? Allora, perché chiudere la laguna è facilissimo. Metti una diga. Sì, certo, è molto più facile che costruire il Mose. Costa molto di meno, così via. Dopo devi gestirlo anche, no? Allora, il problema è che non la puoi chiudere subito. Per quale motivo? Prima che abbiamo l'inquinamento ancora in laguna, perciò bisogna portare fuori quello. Però ci dicevi che già su quello siamo già abbastanza tranquilli. Okay. Dopo la canalizzazione, no? Ancora non è perfetta. Spieghiamo che cos'è la canalizzazione, perché quando la prima volta che Geo ci ha detto la canalizzazione, noi pensavamo ai canali. È la fogna, gli scarichi. Sì. Esatto. Lo vediamo adesso che passiamo, lo vediamo dappertutto. Sì, adesso c'è bassa marea, quindi insomma si può vedere abbastanza bene. Allora lì bisogna... Matteo, tu inquadra ogni tanto su basso che bisogna aggiornare la fogna, perché purtroppo troppa roba va nel canale ancora. L'inquinamento, la fogna, secondo e poi, terzo elemento è il porto. E che è un'altra botta. Il porto. Dopo avervi detto, le navi. Dopo avervi detto dell'innalzamento e la chiusura della laguna, la terza è le navi, perché se si chiude la laguna dove vanno le navi? Esatto, certo. Non è che uno si sveglia la mattina e dice bisogna chiudere il porto, è che se noi chiudiamo già adesso col Mose abbiamo dovuto chiudere e già c'è stato qualche piccolo problema, diciamo così, no? Sì. Commerciale. Se noi chiudiamo la laguna, è il porto dove va a finire. Cosa si fa? Bisogna pensarci a portarlo fuori. Che si chiama offshore terminal. Te la sei preparata tutta la settimana questa parola. L'ho studiato. E sarebbe cioè portare le navi fuori delle dighe, fuori del porto. E allora sicuramente ha senso per tutte e due le tipologie delle navi. Uno,
le petroliere, ma veramente vi rendete conto che ci sono le petroliere che passano per la laguna di Venezia? Se una volta succede qualche cosa, è finita la laguna e anche finita la città, perché questa qua tutto nera dopo di catrame, insomma, lasciamo stare. Allora che loro stiano fuori sicuramente, e dopo l'altra diatriba sono le navi turistiche, le grandi navi, ecco. Che però non si dice no, si dice fuori. In questo Fuori caso. o le navi magari casomai piccole, no? Che dopo entrano. Ok, vabbè, comunque questo non è una mia altro, al di là esatto, volevo proprio dire questo, che al di là di come uno può pensarla o meno, il fatto è che ci dicevi, perché noi non parliamo per noi stessi, ma in base a quello che ci hai detto, che non è una questione di se, ma è una questione di quando succederà. Se siamo fortunati non succede nel 2100, succederà nel 2150. E dice, vabbè, ma tanto noi non ci siamo. No, noi non ci siamo, chi se ne frega, così via. Sì. Purtroppo una certa responsabilità ce l'abbiamo, no? Ce l'abbiamo per i figli, i nipoti, probabilmente, no? Certo. Certamente. Ecco, e quindi ragazzi, tirando un po' le somme di tutto questo discorso, che cosa noi possiamo fare però? Prepararci, essere preparati, poter parlare di questo problema qua in maniera libera, in maniera aperta, anche con i politici, che spieghiamo le cause, spieghiamo i nessi di tutti questi problemi, e riusciamo a trovare qualche soluzione. Discuterne per capire cosa possiamo e cosa vogliamo fare. Certo. Confrontandoci senza problemi, cioè nel senso in tranquillità, nella possibilità di trovare una consapevolezza su questa è una soluzione. Certo. Sulla base di dati e previsioni che ci sono. Insomma. Chiedere esperti stranieri di venire qua anche a loro, a cervellarsi, insomma. Dire anche loro la loro, insomma. Sì, certo, assolutamente sì. Va bene, allora noi abbiamo completato questa cosa qua, questa prima parte, certo. ma torniamo un attimo su qua, perché tutto questo nasce anche in particolare poi, cioè non è che tu, per l'amore che hai per questa città, perché tu ci vivi qua e dicevi prima da 37 anni. 37 anni. Sono entrato anche in un libro che si chiama Gli ultimi veneziani. Penso non so per quale motivo, ecco. Ma no, ma c'è lui, noi siamo noi. Dunque, come hai visto come si è passata? Hai visto. Allora Georg diceva questa qua è un passaggio che facciamo a ogni ospite, è la barchetta dei sogni. Okay. Sì. E allora quello che ti chiediamo, Georg, ecco che ricordiamo qua, Georg, ecco, il tuo sogno in qualche modo legato a Venezia, cioè come ti piacerebbe pensare Venezia nel futuro, come ti piacerebbe che fosse fra un po' di anni, ecco. Sì, di mantenere al massimo ancora la laguna com'è, chiaramente dopo a un certo punto magari se dobbiamo fare questo passo facciamolo, ma facciamolo insieme. Okay. E allora questo è il sogno di Georg e noi lo affidiamo all'acqua come faceva il doge nel giorno dell'assenza, in una sorta di sposalizio col mare. Ecco Georg. Buon. Ottimo. Allora, che ha galleggiato, continua a galleggiare, non è affondata. Allora Georg, siamo praticamente al tramonto. Sì, l'ora più bella. L'ora più bella in questa meravigliosa città che tu conosci meglio di noi. Facciamo finta che tu sei in gondola ma non sei con Carlo e Giorgio. Se potessi essere in gondola adesso con qualcuno in maniera più romantica, con chi vorresti essere? No, non posso dire. Andiamo troppo sul personale. Non ci sono i tabloid, neanche sì, che vedono solo 20.000 persone. Vabbè, ma allora diciamo così, in tutti questi anni in che cosa sei diventato più veneziano? In che cosa ti senti più veneziano?
perché una volta ero uno scienziato, non mi fregava più di tanto, io adesso sento proprio il futuro di Venezia, lo sento Come proprio qualcosa anche di mio. tuo. Anche mio, sì, sì. Mi piacerebbe almeno dare un minimo di contributo anche a risolvere questi problemi. Ok. E senti, tu che sei qui da tanti anni, c'è un'abitudine, una particolarità, qualcosa della vita veneziana che ti ha particolarmente colpito o che ti ha sconvolto, magari piacevolmente o meno? Che i veneziani sono molto gentili. È bello. Sono molto gentili. Io mi sono reso conto perché sono stato anche a Firenze. Ma a Firenze sono... non posso dire niente. No, Ha detto la stessa cosa a parte invertita la settimana scorsa. Ma a Firenze chiedi qualcuno alla strada e non ti rispondono neanche. Qui ti porta, cioè la vecchietta ti porta lì e ti spiega dove. Beh, dove allora devi andare. diciamolo, perché è giusto dirlo, siccome questi veneziani sono sempre vituperati, No, sono non è sempre vero, non è vero. criticati, allora è giusto dire che ogni tanto, quando c'è qualche bel complimento, prendetevelo, cari veneziani, siete gentili. Oh, Sì. bravi. E senti, una curiosità nostra, ma è alla fine il piatto veneziano che ti piace di più da mangiare? E il piatto è la baccalà mantecata. La manteca. Guarda che ti chiamano da E un chi sei? balcone. Dal balcone. Ehi, ciao, ciao. Perché Venezia è così, alla fine, no? O camminando o imbarcati te. Hai sì. visto, neanche a farlo apposta l'hanno chiamato da un balcone. Ecco qua. Bene, allora adesso praticamente come ci eravamo promessi, diciamo che ci mettiamo nell'ordine di idee di andare a fare un aperitivo, però lo facciamo quando scendiamo. Sì. Però adesso facciamo un piccolo test di venezianità. Sì. Vabbè, perché allora siamo diciamo al bar a fare l'aperitivo. Vabbè. E allora ti portano questi snack. Allora vediamo un po'. Allora, ci sono le olive, Che in veneziano si dice olive. Poi ci sono le patatine, Che in veneziano si dice patatine. e poi ci sono I bagigi. No! Grande, Questo, cari amici, per dire che Georg sei più veneziano di noi altri, altro che Gigi. Allora è talmente veneziano, ecco, che adesso allora per salutarci ci salutiamo nella maniera in cui ci salutano tutti i veneziani quando si incontrano tra le ore, ecco. Quindi Allora noi ti diremo ciao Georg Ciao, e tu Georg. ci risponderai ciao Fioi. Va bene. Ok, ciao, certo. ok, vado. bene, va. Allora noi ti ringraziamo Georg e ti salutiamo. Sì. Ciao Ciao Georg. Georg. Ciao Fioi. Grande. Oh, grandissimo, Grande. grandissimo. Va bene. Amici, Ma poi Fioi, insomma. Sì, Fioi no, una no, volta. però bisogna anche- però che sta oggi è andata bene è già andata adesso, adesso, vedi, ecco. Bene amici, la Allora. puntata finisce qui. Noi stiamo quasi per rientrare in Canal Grande dopo questo bellissimo giro tra i Rii di Venezia. Ok, ad ogni puntata avremo nuovi ospiti per conoscere un po' più di loro e del loro rapporto con questa meravigliosa città. Questa puntata rimarrà visibile sul nostro canale YouTube e su Facebook di Carlo e Giorgio e continuate a seguirci sui social, mi E raccomando. anzi, se vi è piaciuta, condividetela con gli amici. Anzi, anche siccome magari probabilmente darà un po' di dibattito da discutere, non c'è problema, commentate, scriveteci, esatto, commentiamo, scrivete. parliamone già da Parliamo bene subito. della laguna della città. Giusto. E noi vi aspettiamo per la prossima puntata, sempre qui da Venezia, per scoprire insieme Chi monta in gondola? Ciao! Ciao.